È dura, mister, è dura perdere in rimonta quando si stava per andare all'intervallo sull'1-0 e avendo anche condotto bene insomma, il gioco fino a quel momento. Poi quel rigore, poi un secondo gol su una furbizia degli avversari che sono stati bravi a cogliere di sorpresa i nostri. Insomma, è una partita da dimenticare? Da dimenticare, è stata una partita che giustamente ci ha fatto un po' così risvegliare, molto probabilmente dobbiamo davvero stare coi piedi per terra. Abbiamo dimostrato alcune ingenuità, però insomma, speriamo di migliorarle con l'andare del tempo. Insomma, giustamente è stata una partita non regalata di più, per cui facciamo tesoro così di certe mancanze che abbiamo avuto e proseguiamo insomma, sperando di trovare dei risultati migliori. Loro hanno fatto gol su 2 calci piazzati in pratica, però hanno avuto anche, noi ci siamo sbilanciati e abbiamo dato 2 grosse occasioni e poi c'è stata anche una bella parata di Verri. Parliamo un attimo di Verri che ha esordito oggi, come l'ha visto? Sì, no, bene ragazzino, sinceramente se dovessi dare un voto a Verri per quello che ha fatto non saprei che voto dargli, ecco, perché non ho visto una parata di Verri, solo rinvii, ok, dal fondo. Ha fatto una parata verso la fine. Sì, ma dai, però su un momento che le due squadre ormai stavano, specie il Portogruaro, cercando così il pareggio, per cui ci siamo sbilanciati un po', questo ci sta, insomma, abbiamo giocato con 4 attaccanti fissi. Io ho nominato Verri perché mi ha molto sorpreso, stupito, insomma, incitava molto, insomma, si sentiva dagli spalti. È un ragazzino che ha una certa personalità, dispiace che anche lui magari è entrato oggi e da una settimana che ha ripreso gli allenamenti perché è stato infortunato per 20-25 giorni, per cui però insomma non è il problema Verri, anche se là diciamo che è un problema di tutto il gruppo, nel senso che abbiamo subito un secondo gol, ci sta il primo, molto probabilmente dovevamo avere più attenzione perché eravamo in area 5 contro 2, per cui un rigore evitabilissimo, però il secondo insomma quelle situazioni là non sono allenabili, è stata proprio una mancanza di atteggiamento. Ecco, magari guardando il video, vedendo come è andato, magari lì ci sarà da ragionarci sopra per le prossime. Non ci si stacca mai dal pallone, comunque dai, cercheremo di migliorare e andremo avanti. Allora, per chiudere, domenica al Mechia si esordisse in casa e insomma non andiamo troppo battuti. No dai, dobbiamo risollevarci, la prima su 30 partite. Quello che dispiace è ecco, che mi facevo dopo un inizio dei primi 20-30 minuti, ok, che portavamo a casa qualcosa di importante. Molto probabilmente purtroppo il calcio è questo e a volte anche noi allenatori come tutti insomma, ci possiamo sbagliare. Va bene, a domenica al Mechia, grazie mister. Grazie.